Ma con uno spirito positivo non cerchiamo la rissa e non ci vado a portare le mie idee, ma vado a portare il consenso su un progetto di 2 milioni e quasi 400 mila cittadini veneti che in una giornata di diluvio universale sono andati a votare. Noi chiediamo quello che c'è scritto in Costituzione, non mi risulta che ci sia scritto 10 materie, 5, 4, 3, 2, 1, c'è scritto 23 e su quelle noi andiamo a discutere. Se il governo vuole fare una proposta noi valuteremo la proposta, ma che si dica a priori e fra l'altro arbitrariamente che 23 sono troppe e te ne andiamo 20, 5 o 6 è un pensiero di un sottosegretario, ma non è quello che è scritto in Costituzione. Non chiediamo nulla di astruso, prova ne sia che la Corte Costituzionale ci ha autorizzato a fare il referendum. In Costituzione non c'è scritto che il governo ci dice che sono troppe 23, in Costituzione c'è scritto che il governo deve dirci quali sono le 23 materie. È come se vendessimo una casa e chi la vuole comprare deve dare un'indicazione di quanto vuole spendere, ci dicano quanto costa la casa.